progetto è iniziato il 1° novembre 2022, per cui siamo prossimi alla conclusione della sua prima annualità. Si è avviato bene, nel senso che siamo riusciti a dare il via a tutte le attività di ricerca previste nei 25 enti che fanno parte del progetto, e posso già anticipare che buona parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. Altri sono prossimi al raggiungimento e ci sono anche, sorprendentemente, ma ci fa molto piacere poterlo dire, alcuni traguardi che erano imprevisti e che ci stanno portando ad aprire nuove direzioni di ricerca. Trovo questo evento un punto importante di incontro, proprio laddove si deve cercare una valorizzazione del lavoro che noi facciamo. Quindi trovo questo evento veramente utile, soprattutto poi se va nell'ambito della formazione che noi facciamo sui giovani, cioè giovani ricercatori, i dottorandi. Abbiamo bisogno di un anello di congiunzione con la realtà delle aziende, con la realtà che ci circonda, al fine di poterla migliorare con gli avanzamenti tecnologici che noi portiamo avanti nella ricerca di base. Quindi siamo molto contenti.